una breve presentazione. Siamo qui al Bosco del Panovez, alla casa forestale, e abbiamo due appunto dottori forestali che ci introducono sia un po' alla storia del bosco, che è una storia millenaria, e un po' a quella che è appunto una biodiversità sconosciuta, ma che sconosciuta perché diciamo questo dottor Bojan si occupa principalmente di farfalle notturne, che naturalmente noi vediamo pochissimo. Ecco, il dottor Marian e il dottor Bojan. Adesso lascio la parola al dottor Marian per una breve storia del bosco. Insomma, ecco. Bene, siamo qua, un buon, come si dice, speriamo che saremo ospiti buoni. Sono abbastanza, mi manca la parola, sapete, ma ho 84 anni e così, no? Qui è la casa, parliamo prima di questa casa che era già sotto Austria, la casa dei forestali, no? Ma è stata un po' rinnovata, un po' modernizzata, no? Specialmente soltanto questa parte prima di quel da balcone in là era già sotto Austria, quello è stato sotto Italia aggiunto, e dopo questi balconi questo è stato dopo in Slovenia. No? Così che siamo proprio su un punto dove si faceva i lavori in questa foresta. Questa casa qua che va via non era così chiusa, era aperta, avevano dentro sotto Austria dei legname che veniva fuori, perché era qua anche il Ressel, se lo conoscete, Ressel, no? E hanno messo dentro i tronchi, no? Che erano per fare le navi, così che si essiccavano lì dentro. Bene, questo per presentarsi dove siamo. Sì, la storia di questo bosco qua, si parla anche che erano i proprietari, non proprietari, come se erano no, cosa sono giù in Aquilea? I patriarchi di Aquilea, e dopo non si sa proprio quando è arrivato sotto Conte di Gorizia, che era Ferdinando ultimo, che è morto nel 1500. È morto e la sua proprietà era di questa zona qua, c'è anche Gorizia, questa storia è anche di Gorizia, no? E fino a questi si parla, questo non è proprio chiaro, si parla di che la proprietà era fino alle Alpi, quasi le Alpi, no? Ma penso che non erano le Alpi, erano queste montagne di Tarnova e queste qua che era proprietà, era un po' più piccola come si parlava, no? E lui è morto nel 1500 e da quella volta viene proprietà di Vienna. Habsburgiani, no? Sì, di Habsburgiani, noi diciamo Habsburgiani, voi dicete, come dicete? Asburgo, sì. No? E lì questa proprietà ha cominciato un po' a regolare questi boschi anche, no? Anche introdurre qualche cosa, no? E dopo la finita della prima guerra mondiale è venuto qua Sud Italia, no? Anche i forestali italiani hanno fatto una buona cura qua, no? Hanno impiantato anche tante specie di alberi di esotiche, non esotiche, bene, l'hanno fatto, no? Può cambiare, perché qui era più il bosco, il terreno è per querce e carpino bianco, no? E dopo hanno cambiato, hanno messo dentro anche altre cose, anche qua su si vede il ginkgo biloba, no? No? Abbiamo anche un pezzo di dove ci sono 20 pezzi, koliko ih je še teh ginkgo tu? A nekaj tam več jih je, mogoče 50, ja? 50. Sì, un 50 di alberi insieme. Quando è arrivata la mia professoressa di Lubiana, l'ho portata lì a vedere, no?
è quasi cascata a ginocchio, ha detto, ma io non ho visto ancora questo albero così dentro nel bosco, no? Così che era un posto che si poteva fare abbastanza cose per via di questo, no? Invece il comando, dove era il comando? A Gorizia. A Gorizia, anche sotto Austria, dopo anche sotto Italia. Ma questa non so come si dice, io conosco questa casa, erano anche dopo la guerra, erano anche ancora forestali dentro, ma adesso hanno cambiato tutto. Che si va sulla strada verso Salcano, se conoscete. Dove c'era la segheria. Come? Dove c'era la segheria. Segheria era vicino lì. Sì, quella casa. Così che dopo penso che hanno cominciato a gestire bene e dopo è venuta la seconda guerra mondiale. Quella era forse più disastrosa di questo bosco di Panovec, perché sai, la gente di Gorizia aveva freddo e gli serviva legno e qua non era nessun comando perché erano un po' di uni e altri hanno tagliato un po' senza cosa, no? E io mi ricordo ancora che qua, proprio qua diverso, dove sono questi abeti, no? Che hanno piantato, mi ricordo quando li hanno piantato, avevo forse 7-8 anni, non so, no? Hanno piantato, dopo è venuto soltanto come si dice, la robida, come si dice? Ni rubus. Robida. Rubus, sì, robida avevano tagliato, suo papà lavorava lì, anche con deserbitanti, come si dice? Sì, il coso, sì. Bene. Così pian pianino e adesso è diventato veramente di nuovo un bosco. La bora di ieri ha fatto un po' di disastro, si parla che sono caduti su 500 metri cubi di legname, no? Perché erano veramente, io non mi ricordo delle raffiche sì, così forti come erano. Alle 3 di notte è cominciato, alle mezzogiorno fermo. Bene, adesso la proprietà, ho detto che prima era Kaiser und König, K&K, no? E dopo era Bosco Demaniali e dopo noi non abbiamo fatto nessun segnale di queste cose. Mogoče samo poveš, da je pač namenjen socialnim funkcijam, ne? Da je tukaj predvsem ljudi, da se pač... Sì, bom povedal, ja. Potem mogoče, da je pač 104 drevesnih vrst, recimo, ne? Koliko? 104 drevesnih Ja. vrst. Sì, adesso è più o meno questo bosco ha funzione che vengono gente dentro, camminano, corrono e così, che è un po' anche la gestione è un po' limitata, non si può fare quello che si vuole, no? Ma dopo anche se cadono questi alberi si deve mettere a posto, no? Soltanto adesso è un po' cambiato anche il regime. Quando sono stato io qua eravamo i forestali quelli che abbiamo gestito fino a progettare, gestire, vendere tutto, ma adesso è tutto cambiato, no? Adesso hanno fatto quelli che guardano al bosco e quelli che lo usano per vendere avanti. Sì, tutte cose hanno parte di buono e parte di non buono. Va bene. Sì, adesso mi ha detto solo questo, ancora una cosa, dice che ci sono 200... 104. Koliko? 104. Ah, 104, Ja. 104 tipi di alberi a Panovec. 104, segnarsi, scrivere. Sì. Quindi 104 essenze diverse, specie. Sì, ecco così. Gromovne in drevesna. Sì, dei cespugli e alberi, no? Quindi tutte specie legnose. Sì. Invece di animali, se parliamo un poco, se vi interessa, cinghiali, sono tanti, troppi. Fauna, Sì, di fauna, sì. Dopo, sì, come al solito, no? Prima i caprioli e quelle piccole cose fino dal... Zdaj prihajajo zadnje leta, so jeleni prišli noter. Adesso anche il cervo è arrivato dentro. Cervo e il sciacallo.
Sì, questo è... Nove vrste, sì. Nove Sì, specie. 9 tipi. Non so cosa vi dire, sono un po' vuoto già. È già stato interessante la sua disamina così. Sì, come gestione adesso, quella volta era gestione di quella nostra, come si dice, azienda, no? E adesso è, come sempre era anche adesso c'è la proprietà di Stato, no? Del civile, Sì, del sì, pubblico, del coso. Nient'altro, non so cosa dirvi. Va bene così, grazie intanto. No? Cioè, No, la se ringraziamo tanto. vi interessa chiedete perché dopo posso... Sì. Se pravi, če pogovarjamo se lahko o metulih, ki so v Panovcu. Ne? Sì, di parlare delle farfalle che vivono a Panovec. Sì, ancora una cosa se posso dire. Da dove viene parola Panovec? Ecco, ragazzi, Panovec, l'origine del nome del posto. Panovec, sì, sono diverse cose. Uno è pan vuol dire il ceppo, no? Perché si tagliava tutto Sì. a ceppo, no? Che è pan e da quello può venire Panovec. Un'altra cosa che era già sotto l'Austria era Bandholz, il legno vietato, perché era regolato, no? È venuto Panovec fuori, sì, così parlano, no? Non è niente di sicuro di queste cose, ho detto così quello che ho sentito. Sì, Ok. adesso farfalle. Ja. Sono farfalle quelle di giorno e quelle di Di notte. sì. Lepidotteri, no? In due parole. Se pravi, zadnjih 25-30 let se ukvarjam več ali manj z nočnimi metulji. Sì. Ker dnevni so pač dobro popisani, sem jih še tudi opisal. In zato se zdaj zadnje leto ukvarjam več ali manj z nočnimi metulji. Sì, adesso 25 anni fa o 30 anni fa lui si occupa delle farfalle di notte perché quelle di giorno sono state già descritte e tutto abbastanza, ma quelle di notte un po' meno. No, do zdaj sem jih nekje v Panovcu odkril 650 vrst. Ha scoperto 650 specie di farfalle notturne in Panovec. Problem pri Panovcu je zato, ker se dejansko travniki, ki so bili včasih, ko so bili kmetje še tukaj, so dejansko kosili, zdaj je pa problem, ker nobena več noče kositi. Travniki si zaraščajo in zamočvirjajo in tako naprej. In se pravi, manjkajo te travniške vrste. Adesso il problema è che una volta erano più dei prati a Panovec, anche dei prati, e dopo hanno cominciato a lasciarli, non li falciano più così, viene acqua più su e così che spariscono diverse specie di farfalle. Tako, zato ker pač metulji so vezani dostikrat na določene rastline. In se pravi, ko se pač travnik umakne v gozd, zginejo rastline in zaradi tega potem tudi zginejo metulji. In tako je že kar nekaj vrst zginilo iz Panovca, samo odkar jaz pač opazujem in jih popisujem. Le farfalle sono legate alle diverse piante, ma se quelle piante mancano dopo anche farfalle. Tako da prevladujejo res v Panovcu, prevladujejo nočni metulji. In bo rekel, je kar nekaj vrst, ki so zaščiteni oziroma so na seznamu ogroženosti in zaradi tega jih pač moramo še posebej evidentirati. Si dice che sono anche delle specie di farfalle che sono protette e proprio queste cercano di avere un dato di presenza, no? Bene, speriamo che rimangano. Je pa res, da je še kar dosti za odkrit. Bom rekel, to so taki majhni metulji, z majhnimi, s katerimi se ukvarjam pa zadnjih 5 let. In to mi je pač vzpodbuda, da delam naprej in bom rekel, me pač zadeve zanima in gremo naprej. Sono ancora tante cose per scoprire, specialmente i piccole farfalle, Mikrolepidoptera. E adesso si lavora su di questo più. Sì. Zdaj,
če bojo želeli videti, kot sem rekel drugič, lahko jaz imam, pravim, približno, bo rekel, poveš tako, da jaz ne zbiram, ne, ampak dejansko proučujem. Ampak tudi za proučevanje pač moram imati osebke, zato imam pač precej osebkov. Ne. Sì, lui ha detto che ha abbastanza di queste farfalle a casa, ma noi non fare la collezione delle farfalle, soltanto per lavoro deve avere qualche cosa, così che ha abbastanza roba, se dico 40.000. che ha sul 40.000 di farfalle. Tako da, če bo kdaj želeli, se lahko en del tega lahko pogledamo in bi pač potem lahko tudi, lahko tudi, bo rekel, predavam ali pa karkoli malo bolj obširno o tej zadevah. Se si vuole, questo è possibile di mettersi d'accordo, di fare una volta una presentazione, ma non di tutte, almeno di qualche cosa di questo. E lui è disposto di darvi quello che ha capito. Tako da to je zelo nakratko, pač, kar bi lahko napovedal. Questo Ja. è a tutto corto, no, non si può. Sì. Qual è il suo metodo di ricerca? Con cui iščeš? Ok. Podnevi, ko pač raziskujem, je tako, kot gledajo v filmih, ne? Imam metulnico in tečem za njimi. Ja. Di giorno, no? Dice che ha quella roba, come si vede nel film, che dopo cerca. Pač povedati treba, da so si metulji zelo podobni vrste in zato jih moram loviti, da pogledam, ker so si, ko letijo, jih težko določiš. Se pravi, skoraj vsakega metulja treba loviti, ker moram vedeti točno, katera vrsta je. Sì, sono molto simili, non puoi dire di che specie è. Dokler ne vidim. Deve catturare, dopo vedere, dopo. Ker so pomembne linije, vrste, pike. Sì. Ne? Po noči imam šotorčke in noter je ultraviolična svetloba, ne? Se pravi baterija. Di notte ha delle tende, no? Trasparenti che mette dentro la luce. No, in potem je pač, noter je pač, ne? In potem metulji, se pravi, pokrijem z rjuho oziroma s tem in metulji potem pridejo, da jih je spet. Mette su con una tenda con un lenzuolo specializzato, si fermano lì e lui dopo. No, zdaj edino sem iz Anglije nabavil, pač, ker tukaj moram biti zraven, ne? Ja. In lahko lovim recimo ker pač do 1-2 zjutraj, potem moram biti spat, ker zjutraj moram v službo. Zato sem zdaj nabavil v Angliji, so pa posebne pasti, ki jih lahko pustim čez celo noč. So take škatle in pustim čez celo noč. Dice che adesso ho trovato in Inghilterra delle scatole che li può lasciare, che se no lui doveva alzare lì per prenderle, no? Fino a 1-2 di notte e dopo andava, perché doveva andare a lavorare, doveva andare a dormire, no? E adesso queste scatole li tengono dentro. Sì, sì. Bene. Tante grazie. No? Anche nelle farfalle notturne sono farfalle emigratrici. Sì, tanto sì. Sono Tukaj so tudi pri nočnih metuljih so metulji, ki lahko preletijo 1000 kilometrov. Sì, possono volare anche 1000 chilometri. Ja. Tukaj pridejo, recimo so, pač to bi jim pokazal, kateri so, ne? Drugič jim bom pokazal, ki pridejo iz Severne Afrike, preletijo k nam recimo septembra meseca, ampak ne? Sì, dice che lui ha qualche esempio che potrà anche mostrare, anche delle farfalle che sono venute dal Nord Africa. No, sì. Sì. Io sono Pierpaolo Merluzzi, sono un botanico e vi accompagno in questo giro nel bosco Panovec. Faremo solo un piccolo tragitto, perché il bosco è grande, sono circa 300 ettari e per girarlo tutto, solo per passeggiarci dentro, almeno una giornata, no? Per girare i sentieri principali da un capo all'altro, no? Parte da Gorizia e arriva fino alla zona di Shempas, insomma qualche chilometro più in là. È molto vario, perché come ha detto prima
diciamo, mio collega ormai in pensione. Questo è un bosco, c'è un'area che si può considerare sia stata sempre boschiva, non è stata mai trasformata al punto di renderla coltivabile, non sono mai stati messi vigneti, non sono mai stati coltivati alberi da frutto, perché nel corso degli ultimi 1000 anni e qualcosa di più è sempre stato tutelato in qualche modo. Perché? Perché prima probabilmente era una bandita di caccia, c'era un'area destinata alla caccia di nobili e signori. Dopodiché è diventata una zona di proprietà pubblica e negli ultimi, diciamo nel Novecento e anche prima sotto l'impero asburgico, era diventata una zona anche di, come dire, produttiva, di sperimentazione forestale, ma sempre parliamo di bosco. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è mai stato profondamente alterato a livello del suolo e quindi qui la maggior parte delle superfici sono di suolo forestale. Alcune diciamo sono più degradate e sono quelle dove sono stati fatti i rimboschimenti, di cui vedremo alcuni aspetti, ed è lecito pensare che quelle fossero zone in cui il suolo comunque era stato in qualche modo alterato da eventi bellici, da un eccessivo sfruttamento della copertura boschiva, soprattutto un eccessivo disboscamento. Disboscando si espone il terreno al dilavamento, eccetera, eccetera, quindi i suoli si degradano, ma comunque non sono suoli che non sono mai stati lavorati. E questo è importantissimo, perché devo fare un passo indietro. Cos'è un bosco? Secondo voi cos'è un bosco? Dai, uno di voi che mi dia l'idea che ha lui di bosco. Dai, cos'è un bosco? Sumo? Dai, non abbiate paura di dire cose, diciamo, inappropriate, perché siete qua per ascoltare e Boh, va bene, dai, lasciamo perdere. Un bosco, nella maggior parte dei casi, è individuato come un ambiente con gli alberi. In realtà è molto di più. Il bosco non sono solo gli alberi. Un rimboschimento, cioè un'area agricola che viene rimboschita, può sembrare un bosco, ma non è un bosco, perché gli mancano tutta una serie di componenti. Gli manca il suolo forestale, che è un organismo molto complesso, è un ecosistema complessissimo, con un numero incredibilmente alto di specie, di batteri, di funghi, di piccoli animaletti, invertebrati che ci vivono, eccetera, eccetera. Su questo suolo si sviluppa una vegetazione in cui gli alberi sono la componente dominante e principale, ma si sviluppa anche una flora al suolo, una flora erbacea. Qua vedete c'è un bel esempio di vegetazione erbacea boschiva, con tutta una serie di specie che in questo momento stanno fiorendo: viole, pervinche, sinfitum, anemoni, eccetera. A queste qui, prima di queste qua, un mese fa, ce n'erano altre che ormai sono già sfiorite e non sono più riconoscibili. Poi c'è uno strato di cespugli che può essere più o meno vario, e anche la componente degli alberi in un bosco molto naturale si stratifica. C'è una componente dominante di alberi più grandi, una componente di alberi dominati un po' più sotto. La rinnovazione, che è fondamentale, la rinnovazione sono gli alberelli giovani che crescono nel sottobosco e che aspettano che, diciamo, gli alberi grandi muoiano per poter prendere il loro posto. Quindi è un ecosistema estremamente dinamico e un ecosistema estremamente complesso. Un'altra componente fondamentale di questo sistema è il legno morto, cioè tutta la componente degli alberi e della vegetazione legnosa che muore produce sostanza organica al suolo. Questa sostanza organica si degrada, si decompone e va a far parte del suolo stesso.
Questa è una componente incredibilmente importante di cui fino a poco tempo fa si disconosceva completamente il valore. Una volta il bosco, il concetto di bosco, il concetto delle lavorazioni nel bosco comprendevano la cosiddetta pulizia e la comprendono ancora, cioè pulire il bosco è una cosa che nella testa di molte persone, soprattutto non addetti ai lavori, è una cosa positiva, invece è una cosa stra-negativa, perché pulire il bosco vuol dire togliergli una parte, una grossa parte, se lo puliamo molto bene, di sostanza organica che non viene restituita al suolo e che quindi nel tempo questo procedimento insterilisce il suolo, lo rende più povero, meno fertile. E questo ha una grande influenza su tutti i meccanismi di rigenerazione del bosco. Quindi il bosco non è il salotto di casa, non è il bagno di casa dove si vanno a lucidare le piastrelle. Il bosco è un ecosistema in cui tutte le sue componenti interagiscono fra di loro per il miglior funzionamento del bosco stesso. Non so se mi seguite, no? Di conseguenza, anche quando si utilizza in bosco bisogna tenere presente questi fattori e questi fattori fortunatamente negli ultimi 20 anni stanno diventando sempre più, stanno venendo alla ribalta nella gestione forestale. Ci sono dei bei siti, soprattutto uno svizzero che dopo magari darò alla vostra professoressa, che parla di questi argomenti in maniera molto semplice, molto efficiente e efficace. Quindi il legno morto è fondamentale nel funzionamento del bosco. Cos'è il legno morto? Il legno morto sono gli alberi morti in piedi, gli alberi morti caduti a terra, gli alberi morti o morenti inclinati. Il legno morto sono i rami secchi, il legno morto sono tutti i vari stadi di decomposizione del legno una volta che è caduto a terra. Quindi ne vedremo degli esempi. Vedremo anche dei rimboschimenti, cioè dei tentativi di rigenerazione del bosco attraverso la piantumazione, la messa a dimora di alberi. Per esempio quel bosco che vedete alla nostra destra, lì in fondo, con quelle conifere scure, e anche queste conifere sono due tipi di alberi. Un gruppo davanti, diciamo con una chioma di verde più chiaro, e dietro degli alberi, altre conifere di verde più scuro. Quelle verdi scuro sono abeti bianchi, gli alberi qua sul davanti dovrebbero essere delle Cameciparis, cioè una pianta, un albero esotico. Anche l'abete bianco non è proprio di questa zona, ma proviene dalle zone montane qui alle spalle. Quindi questa è una zona di rimboschimento. Gli alberi sono stati letteralmente piantati piccoli molti anni fa e adesso hanno raggiunto quelle dimensioni. Un rimboschimento di quel genere è molto meno ricco di specie di un bosco naturale. Questo in genere avviene così, quasi sempre si ha questo tipo di situazione. Noi vedremo appunto degli aspetti di bosco naturale e degli aspetti di bosco di rimboschimento. Vedremo il legno morto, vedremo varie situazioni. Noi siamo saliti e abbiamo attraversato una parte incespugliata. Quella parte incespugliata è una proliferazione di giovani alberi, soprattutto di carpino bianco. Tutta la vegetazione in cui vi siete districati passando, ecco, quelli lì sono carpini bianchi che sono dei veri e propri alberi che in questo momento, in questo stadio, crescono così in maniera compatta, folta e disordinata, ma nel tempo, lasciando crescere questa situazione evolverà, carpini bianchi che crescendo si struttureranno, moltissimi moriranno, rimarranno alcuni, no? E che daranno la nuova copertura, diciamo, di un nuovo pezzo di bosco.
Perché vi ho fatto tornare indietro? Perché qui ci sono altri segni di, diciamo, dell'ecosistema importanti dell'ecosistema forestale. Questi alberi che, diciamo, ci sovrastano sono faggi e querce. Il faggio non è proprio di questa, diciamo, altitudine, perché cresce, diciamo, dai 800-1000 metri più in alto di qui, però ci sono delle faggete molto vicine a questa zona. È probabile che qui il microclima sia stato abbastanza favorevole perché questi alberi potessero scendere fin qua attraverso i semi trasportati dagli uccelli, da qualche mammifero, diciamo, che li trasporta i semi intrappolati nel pelo, eccetera, eccetera. Quindi è molto probabile che questi faggi siano nati qui spontaneamente, perché il tipico bosco di queste zone sono i querceti o i quercocarpineti, cioè quercia e carpino bianco. Per quello lì c'è questa grossa rinnovazione di carpino bianco, perché è proprio un albero tipico di questi posti che si sta riprendendo il suo spazio, no? Perché c'è quella radura dove questi carpini bianchi stanno crescendo e sono piccoli? Perché probabilmente o è stato tagliato, sono stati tagliati gli alberi, quindi si è aperta, diciamo, la volta del bosco, o si sono schiantati, no? A causa di fenomeni meteo come quello di ieri. Un'altra cosa importante, Come querce, quindi querce qui insieme al carpino bianco. c'è il rovere soprattutto. Quindi non la farnia, quella che abbiamo visto all'ingresso, ma il Quercus peterea, Esatto. che è il rovere, un altro tipo di quercia. Guardando a terra possiamo fare altre osservazioni. Vediamo la rinnovazione, vediamo le piccole querce che stanno crescendo e che crescendo, se non vengono disturbate, tendono magari a formare dei piccoli popolamenti. Passate qua fra qualche anno e qui avrete tutte queste querce di 2-3 metri, no? Che crescono l'una vicino all'altra. Questi sono i piccoli roveri, questo è un altro piccolo carpino bianco. Poi abbiamo altre piante di sottobosco che non sono alberi come il pungitopo. Abbiamo una pianta che è caratteristica della zona del Paniovez, che è un cespuglio alberello. Là ne vedete qui vedremo dopo, lì ce n'è un esemplare un po' più cresciuto, ed è l'Ilex aquifolium, l'agrifoglio. Un'ultima osservazione, altre due osservazioni: uno è il legno morto, e il legno morto in questo caso è dato da rami, diciamo, di non grossissima pezzatura, però ci sono anche dei tronchi, ci sono delle ceppaie. Questo legno morto viene intaccato dai funghi. Molte volte in queste situazioni troviamo delle proliferazioni di funghi del legno che appunto si nutrono della sostanza organica del legno. I funghi sono uno degli elementi più visibili sul legno morto, e questi sono tutti i processi di restituzione della sostanza organica al suolo. E in più vediamo uno strato abbastanza evidente di foglie secche. Questo strato è la prima componente, diciamo, dell'ecosistema suolo. Se noi tiriamo via un po' queste foglie e guardiamo, diciamo, lo strato sotto, vediamo che intanto ci sono, diciamo, le foglie cominciano a smembrare, ci sono pezzetti di sostanza organica ulteriormente che derivano dalle foglie ulteriormente degradata, e poi scavando ancora un po' troviamo, come dire, quella che viene riconosciuta come la vera e propria terra, no? Che è la componente del suolo in cui è forte la parte minerale. Nel suolo ci sono tutta una serie di organismi, gli stessi lombrichi, no? L'ombrico è evidente proprio, c'è l'ombrico che uno in giardino gli dà fastidio perché pensa che mangia le radici, i lombrichi invece mangiano sostanza organica che metabolizzano, la trasferiscono a livelli diversi di profondità, e quindi sono un vettore di fertilità, no? Perché rimescolano praticamente
il terreno senza rimuoverlo, no? Senza ararlo, no? Cioè, è un agente fondamentale della fertilità del suolo. Chiaramente una volta cosa si faceva per questioni economiche di sostentamento? I boschi venivano rastrellati anche, cioè questi boschi gli veniva tolta tutta la componente, parlo di... Veramente? Sì, perché veniva utilizzata, tiravano, cioè intanto non c'era rami morti, rami secchi eccetera, perché veniva tutto utilizzato come legna da ardere. Le foglie venivano raccolte per stenderle nelle stalle, per fare il cosiddetto strame, perché lo strame mescolato con lo sterco degli animali faceva concime. E questa pratica è ancora auspicata in tanti posti. Mi ricordi io quando ieri, no? Il bosco gli era tutto bel net, no? Una pratica di quel genere portata avanti per secoli ha di fatto degradato i boschi. Perché? Perché sono un sottobosco nudo, diciamo un terreno nudo, senza copertura, diciamo, di foglie, intanto diventa più esposto agli agenti atmosferici. La pioggia che cade tende a sigillare, no? Tende a rendere il suolo più compatto e diventa più difficile per i semi dei giovani alberi poter attecchire. Il suolo diventa più duro, non c'è lo strato di foglie protettive, le ghiande per quanto riguarda per esempio, no? Cioè, voglio dire, si trovano molto esposte al vento, al freddo, no? Mentre se cadono qua dentro, cioè, trovano protezione. Bisogna tenere presente una cosa, no? Nel bosco, che è un ecosistema, come dire, autofunzionante, no? Cioè è un ecosistema che non ha bisogno di input esterni, no? È un ecosistema primario che, diciamo, è in grado di badare a se stesso senza interventi esterni, e quando raggiunge la maturità perpetra se stesso, no? Attraverso la morte dei singoli individui dà spazio ai giovani individui, e in questo modo, diciamo, l'ecosistema funziona nei secoli in equilibrio con il clima. Quando il clima cambia, allora cambia anche l'ecosistema bosco. Certe piante che hanno bisogno di, diciamo, amanti di un ambiente più fresco e più umido, retrocedono, entrano dentro delle piante che diciamo, sopportano di più condizioni di maggiore aridità, per esempio, ma l'ecosistema evolve, ma rimane sempre bosco. Almeno questo succede nelle zone temperate, no? E quando noi tocchiamo questo ecosistema, facciamo comunque un danno. Bisognerebbe sempre partire che quando si utilizza un bosco si fa un danno, e bisogna cercare di minimizzare al massimo questo danno, cosa che ancora oggi fa un po' fatica a entrare nella mentalità anche di chi gestisce un bosco, perché è invalsa come dire, la convinzione che il bosco senza l'uomo muore. Allora il bosco manomesso senza l'uomo attraversa un periodo di difficoltà, ma poi nel tempo trova sicuramente il suo equilibrio, perché è un ecosistema plurisecolare, non è un ecosistema come dire, che si sviluppa in pochi anni. Noi vediamo il bosco adesso, qua ci sembra di essere quasi una situazione incontaminata, vediamo che grandi alberi eccetera. Se questo bosco non fosse mai stato tagliato, noi non avremmo questa situazione, e questo noi lo sappiamo perché ci sono ancora degli esempi di boschi in Europa non toccati dall'uomo, almeno in Bielovezza, in Polonia, Bielorussia, in Romania qualcosa. Un bosco intoccato è costituito da pochi alberi dominanti, molto grossi, molto grandi, no? E poi da tutti gli elementi che vi dicevo prima, no? Quindi questo, anche se gli alberi sono sviluppati, sono grandi, è un bosco giovane. È un bosco giovane perché diciamo,
la scienza forestale ai nostri giorni considera un bosco maturo per poter essere utilizzato utilizzabile quando è in condizioni, quando è ancora giovane. Un faggio, una quercia, un rovere possono vivere 500, 600 anni, no? 500, 600, quella quercia dove avete fatto merenda sotto, quella lì avrà 300 anni, no? Più o meno, no? Sì, 250, 300 anni. Pensate voi un albero, cioè una foresta di alberi di 300 anni, cioè una situazione completamente diversa da questa. Però queste situazioni sono ancora importantissime, perché comunque sono ecosistemi che con qualche acciacco funzionano sempre bene lo stesso, ma sono i serbatoi di biodiversità delle antiche foreste. Cioè qua, diciamo, i roveri sono i roveri che crescevano qua 300 anni fa, 400 anni fa, no? Le piante erbacee e tutto quanto. Quindi queste isole di biodiversità vanno conservate perché sono la garanzia che in futuro da questi serbatoi noi potremo attingere le risorse per restaurare altri ambienti, perché più va avanti, diciamo, la conoscenza la conoscenza in generale e delle foreste, dei boschi, della vegetazione in particolare, più sappiamo come anche riutilizzare positivamente, diciamo, e come gestire questi ambienti in maniera sostenibile, nel senso che si mantengano nel tempo. Avete tutti quanti sentito parlare di Vaia, no? Vaia, che è stato un evento meteorologico eccezionale, Perché no? c'era l'allarme. Sì, boh, cioè, la bora che era l'altro giorno era spaventosa. Vaia ha distrutto non so quante migliaia di ettari di bosco. Gran parte di quel bosco però era un bosco artificializzato, perché nel passato e ancora oggi nella manipolazione dei boschi da parte dell'uso che si fa del bosco sono state favorite determinate specie, come l'abete rosso per esempio, in posti dove non cresceva spontaneamente o cresceva in maniera ridotta, a scapito per esempio del faggio. Perché? Perché il mercato chiede di più legno di abete che legno di faggio, e allora si sono trasformati tantissimi boschi di faggio in peccette. Quando noi prendiamo un albero e lo mettiamo fuori dal suo habitat ideale, lui cresce anche bene, però l'ecosistema che si genera e comunque anche alcune delle sue caratteristiche, magari la radicazione, magari la sua capacità di resistere ai parassiti, eccetera, cala, perché non è nelle condizioni ottimali sue per avere tutto il massimo della sua potenzialità biologica, no? E questa è una cosa che è stata fatta per decenni, cioè voglio dire, noi abbiamo stravolto la natura dei boschi. Secondo me, io sono un naturalista, non sono un forestale, cioè proprio professionalmente sono naturalista, laureato in scienze naturali, quindi ho un certo tipo di visione, ma secondo me gli ecosistemi possono essere utilizzati, ma devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche, non devono essere manipolati, metto questo, prendo quell'altro. Una volta questo concetto era dilatato al massimo, per cui si mettevano anche specie esotiche, cioè specie provenienti dall'Asia, specie provenienti dagli Stati Uniti, cioè qua dentro c'è il mondo in questo senso. Alcune di queste specie sono diventate anche invasive, adesso ci sono dei tratti di quercia rossa americana che si stanno mangiando il resto del bosco, no? E quindi si creano delle situazioni in cui comunque si perde della biodiversità e comunque si creano degli ambienti più fragili, no? E dopo magari se ne paga le conseguenze non dopo 1, 2, 3 anni, ma dopo 30, 40, 50 anni. Perché? Perché, ripeto, il bosco è un ecosistema plurisecolare e quindi i casini che noi andiamo a instillare oggi magari mostreranno
conseguenze gravi fra 100 anni, no? Questo è un concetto che bisognerebbe sempre tenere presente quando si gestisce un bosco. Cosa dire ancora? Di funghi non ne vedremo tantissimi, parleremo comunque anche dei funghi, perché sono un elemento importante proprio nel funzionamento del bosco attraverso le micorrize. La presenza di rinnovazione è un segno di grande vitalità del bosco. Se noi abbiamo le pantine degli alberi, diciamo, grandi a livello del suolo, diciamo, questa è la garanzia che questo bosco, se non verrà manipolato in maniera eccessiva, ha mantenuto la capacità di rigenerarsi, perché ha la sua riserva di piantine pronte a crescere. Tante volte in boschi anche belli non si vede rinnovazione e quella non è un segno proprio, cioè un segno abbastanza negativo. È vero che la rinnovazione può essere innescata dal diradamento del bosco, però dei segni, perché qui il bosco è abbastanza rado, vedete, non è foltissimo, quindi arriva abbastanza luce al suolo, ma diciamo non necessariamente questo è un fattore che come dire, fa comparire la rinnovazione. La rinnovazione in qualche modo dovrebbe segnalarsi in ogni caso. Se non c'è la rinnovazione, è lecito chiedersi: se taglio questi alberi, se taglio gli alberi del bosco, cosa succede dopo? Ebbene, non si sa, oppure alle volte può andare bene perché la rinnovazione si manifesta in tempo successivo, può andare male, possono venire dentro piante sgradite come ad esempio le aliene, come per esempio la robigna, no? Qui c'è tanta robigna qua e là, produce tanti semi, i semi vengono portati in giro dal vento, arrivano su una tagliata e possono infestare quella parte del bosco. Ci sono delle specie come il faggio che poi fanno un'altra cosa rispetto alla propria rinnovazione, cioè gli alberi grandi cedono attraverso le radici, attraverso le micorrize, sostanza nutritiva alle giovani piante. Cioè, una volta si pensava che la natura fosse solo competizione, cioè che tutti i vari organismi fossero l'uno contro l'altro, che le varie specie fossero tutte, voglio dire, mors tua vita mea. Invece negli ultimi anni si è scoperto che soprattutto nell'ecosistema foresta è fondamentale la cooperazione. La cooperazione è, come dire, attraverso la comunicazione, gli alberi comunicano notizie fondamentali come l'arrivo di parassiti, l'arrivo non so, come il bostrico, no? E come lo fanno? Lo fanno sia attraverso l'emissione di particolari sostanze nell'atmosfera che un albero attaccato da un parassita emette e gli altri lo percepiscono e a livello di biochimico possono produrre delle sostanze antagoniste, oppure attraverso le radici. Gli alberi sono in comunicazione, in contatto gli uni con gli altri attraverso i funghi. Le micorrize non sono solo quel meccanismo che serve per, come dire, sì, è un organismo simbionte la cui funzione va al di là di quello che si pensava. Non è solo cioè, io albero do a te fungo, la linfa e sostanza nutritiva, tu fungo mi aumenti la superficie delle radici e mi aiuti ad assorbire acqua e sostanze minerali. Ma formano una rete di connessione in cui passano impulsi elettromagnetici che praticamente sono una sorta di comunicazione, no? Ma credo di sì che sia così, questo non è ancora chiaro. Però hanno fatto degli esperimenti
E hanno visto, sì, in Canada, e hanno visto addirittura che questa cosa succede fra specie diverse. Sì, lì, tra una betulla e una conifera che hanno là, hanno visto questa cosa. Per cui questi sono esperimenti difficili da condurre, perché, voglio dire, qua si è aperta una finestrella su un cosmo, no? Però ci fa capire quanto sia complesso l'ecosistema forestale e che quello che sappiamo noi e quello che sanno le scienze forestali ad oggi è pochissimo ed è tutto incentrato sugli alberi, ma gli alberi non sono il bosco, sono una componente del bosco. Il bosco è anche e soprattutto tutto il resto. Gli alberi senza un suolo ricco di biodiversità, di funghi, micorrizici, eccetera, cresce lo stesso, ma cresce male, cresce poco, non cresce al massimo della sua potenzialità. In ogni caso, se voi girate per i boschi e vedete che questi boschi hanno la rinnovazione, conoscete un po' il tipo di bosco in cui siete, potete giudicare se il bosco è vitale o meno, più o meno vitale. E chiaramente, piccolo inciso, e dopo andiamo avanti, camminiamo per un po', lo studio del bosco comincia con il modo più facile per approcciare lo studio del bosco è quello dello studio della vegetazione, cioè conoscere che specie compongono il bosco. Dopodiché tutto il resto è, come dire, importantissimo, forse anche più, però il fatto la vegetazione è come il biglietto da visita del bosco, no? Ci dice io sono quel bosco lì. E ci sono tanti tipi di bosco, il bosco non è un unico, eccetera. Ogni situazione, ogni fascia climatica, ogni altitudine, ogni tipo di terreno ha i suoi tipi di bosco. E qua in regione, adesso io avevo contati, mi pare abbiamo circa un'ottantina di tipi di bosco diversi, più o meno, no? E quindi la vegetazione ci dice in che tipo di bosco sono. È importante sapere questo perché se so in che tipo di bosco sono e per capire in che tipo di bosco sono è importante anche le vegetazione erbacea, forse soprattutto la vegetazione erbacea al suolo, posso fare le scelte di gestione, posso fare le scelte di mantenimento, posso fare delle scelte più oculate. Se invece io non conosco la vegetazione, mi devo basare solo sulla situazione che trovo a livello arboreo e quello che trovo a livello arboreo può essere una condizione di buona naturalità, ma può anche essere una situazione manipolata dall'uomo nel corso dei decenni, dei secoli, eccetera. Mentre quello che ci dice anche tutto il resto della vegetazione ci aiuta a chiarirci le idee. Allora, legno morto. Qua abbiamo parecchi alberi morti in piedi, lassù si vedono degli alberi senza corteccia o con la corteccia sbrecciata, quelli sono sicuramente morti. Qui ne abbiamo uno sulla stradina, sul sentiero, tutto pieno di funghi, vedete quelle chiazze bianche sono funghi, se andiamo vicino ne vedremo anche degli altri. E legno morto, dicevo, è importantissimo nel ciclo della materia del bosco per mantenere e aumentare la fertilità del bosco. Qui abbiamo un altro esempio più in piccolo, questo è anche morto e ovviamente prima o poi cadrà, e qui abbiamo un altro tipo di fungo. Fungo a mensola, diciamo zoccolo di cavallo, una roba del genere, nome latino Fomes fomentarius. Una curiosità di questo fungo è che era un fungo che è stato trovato nella bisaccia dell'uomo di Similaun. L'uomo di Similaun, che è quella mummia che è stata trovata sulle Alpi occidentali tra Italia e Austria, no? E diciamo mummificato, diciamo che risalente all'età del bronzo, quindi si parla di circa 1500-2000 anni prima di Cristo, e che si era conservato abbastanza bene perché è rimasto intrappolato nel ghiaccio. Nella sua bisaccia c'erano due tipi di fungo, c'era questo e un altro fungo che cresce solo sulla betulla. Perché?
Quello della betulla perché è un vermifugo ed è stato scoperto che l'uomo aveva i vermi intestinali, per cui usava quello, e usava quello come medicamento. Questo invece lo usavano per portare in giro il fuoco, perché se noi lo stacchiamo e gli facciamo un buchetto e ci buttiamo dentro un tizzone, diciamo, il suo tessuto non brucia, ma mantiene la bronza, cioè si brucia lentamente, come non so, dovrei farvelo vedere, ma comunque rimane il tizzone e quando ci si ferma si può riaccendere il fuoco, no? Lignina potrebbe essere, lignina, no, porosa e questo fungo era utilizzato in antico proprio per questo motivo, perché era un modo per trasportare il fuoco, quindi che non c'erano accendini, non c'erano fiammiferi, non c'era, no? Quindi potevano portare a distanza nello spazio e nel tempo, no? Per cui diciamo era un elemento. Quando poi magari si consumava, perché chiaramente questo tizzone scava, no? E quindi a un certo punto buca la struttura, ne prendevano un altro e quindi si chiama Fomes fomentarius. Sono impronte di tasso. Impronte di tasso hanno i polpastrelli, 4 polpastrelli anteriori abbastanza allineati e avete sempre la punta delle unghie che lascia un segno nel fango. E questo non so. Questa è un'impronta di un canide, ci sono delle differenze sia di dimensione che di forma complessiva, che di sagoma tra la volpe e lo sciacallo. Lo sciacallo sono molto simili a quelli di un cane di piccola taglia. Il sciacallo può avere al massimo 14 kg di peso, per cui un cane di 14 kg è esattamente più una copia, diciamo, dimensionale dello sciacallo. Lo sciacallo è una specie che è arrivata dalla penisola balcanica negli ultimi 30 anni ed è diventata frequente qua perché ormai ci si riproduce sia in Carso e sia in Coglio, nella zona del Prevale, quindi probabilmente anche qua. È un piccolo predatore e quindi è un ingresso spontaneo, non è un animale esotico che per qualche motivo è stato liberato o si è liberato da allevamenti, eccetera, come ad esempio le nutrie, se avete mai sentito parlare. E infine la lepre. Questi sono i macro diciamo, mammiferi, poi ci sono un sacco di uccelli, soprattutto legati ai grandi alberi, e molte specie di picchio nero, picchio verde, picchio rosso maggiore, picchio rosso minore, picchio cenerino, picchio muraiolo, e forse anche qualcos'altro che adesso mi dimentico. Uccelli in genere legati al bosco, i picchi sono legati prevalentemente al legno morto, in anfibi, rettili, qua c'è una rana che insomma è oggetto di tutela anche da noi, che è la rana di Lataste, che è una rana rossa piccola. Ma il grosso della fauna, come il grosso della biodiversità, non è legata all'ambiente aereo, ma è legata al sottosuolo e è legata al legno morto, no? In Svizzera ho visto che nel legno morto, ho fatto degli studi, ho trovato 1700 specie solo di coleotteri tra gli insetti e 2700 specie di funghi, per dire. Quindi se noi pensiamo che la flora complessiva delle piante, diciamo, che fanno la copertura tra alberi, arbusti, qua arriveremo a 60 specie, no? Dall'altra parte abbiamo migliaia e migliaia di specie, quindi capite che la biodiversità del bosco è legata soprattutto al suolo e al legno morto.
Qualcuno dice, qualche studi dicono che il 24% delle specie boschive è legate al legno morto e altrettante al suolo, quindi pensate, si parla di migliaia di specie, no? Che chiaramente più si altera il bosco più vengono a perdersi. Qua invece siamo di fronte a un rimboschimento. Qui è stata utilizzata in maniera monospecifica, cioè con una sola specie, è stato usato questo falso cipressum di Lawson, si chiama, una pianta americana, Cameciparis lawsoniana. Rispetto al bosco precedente, vedete il caos di sottobosco che c'è, ci sono rovi, ci sono tanto pungitopo, eccetera. Questo è un segno di degrado del suolo, è un segno di degrado complessivo e i crolli che si vedono dipende anche da quel fatto lì, perché prima questo rimboschimento era compatto e chiuso, adesso è aperto, il vento ci si infila e crea più scompenso e quindi qualche albero cade. Quindi abbiamo visto la differenza un po' fra bosco naturale, rimboschimento, quindi bosco artificiale. Voglio dire ancora una cosa sull'ecosistema bosco. Nella nostra fascia temperata, se non ci fosse l'azione dell'uomo che si è impadronito completamente di tutto il territorio, quasi tutto il territorio dal mare, dalle spiagge, escluse le spiagge, ma dalle spiagge all'interno fino a 1500-1700 metri di altitudine sarebbe foresta. Tutto, la pianura, cioè tutta la zona di pianura che così come la conosciamo oggi dovete pensarla coperta da una foresta di cui c'è notizia storica che era la famosa Silva lupanica, la selva lupanica. Quando ha cominciato l'uomo a intervenire pesantemente sul territorio, poche migliaia di anni fa, si parla appunto dell'età del rame, età del bronzo, quando anche qui da noi, partendo dal Medio Oriente, sono arrivati i primi animali domestici, le pecore, le capre, no? Per dar da mangiare a ste bestie, gli uomini del tempo avevano capito che c'era un modo, bisognava distruggere la foresta perché al posto della foresta si sarebbero allargate quelle poche superfici di pascolo che comunque c'erano, vi spiegherò anche perché c'erano, perché anche se si era già entrati nell'era dei metalli, però il rame e il bronzo, provate voi a tagliare con un'accetta un albero, è una cosa impossibile, per cui si usava il fuoco. E questa pratica poi chiaramente con degli alti e dei bassi è andata avanti. Nell'epoca post-romana, con la decadenza dell'impero, gran parte della selva lupanica si era ricostituita perché tutta l'agricoltura era andata a remengo, no? Quindi non c'erano più. Poi progressivamente dal Medioevo in poi lo sfruttamento è andato avanti per arrivare alla situazione del giorno d'oggi. Quindi, però rimane una cosa di questo fenomeno, rimane la tendenza di riaffermare, cioè che il bosco si ripropone ogni volta che una superficie viene abbandonata. Un giardino abbandonato si incespuglia, diventa boscaglia. Anche le zone asfaltate, quando l'asfalto si comincia a spaccarsi, cominciano a crescere delle piante e poi anche qualche alberello pioniero. Quello è il segno della tendenza. Se noi per caso ci estinguessimo o succedesse una catastrofe, nel corso di 2000 anni, 1500 anni, forse anche meno, di nuovo il territorio sarebbe forestato. Perché ci sono stati dei momenti nel passato più antichi, l'ultimo dell'ultima glaciazione, avevamo il ghiacciaio dell'Isonzo che arrivava a 30 km da qua, quindi fino a 30 km c'era ghiaccio, dopodiché cominciava la vegetazione, eccetera, ma non era questa, c'era la tundra artica quella volta, no? O boschi di betulle con pino silvestre. Da quella volta i cambiamenti climatici che si sono succeduti hanno portato il nostro territorio ad avere questo tipo di bosco, o i boschi di conifere in montagna, eccetera, eccetera. Per cui questa è la tendenza e quando vi trovate un alberello in giardino, perché non avete tagliato l'erba per 6 mesi,
sappiate che quello è un segno del bosco che vuole reclamare il suo spazio. Queste zone nella maggior parte dei casi sono state prosciugate ancora tanto tempo fa nel fare le stradine eccetera, perché il ristagno d'acqua non è mai stato amato per vari motivi, però in qualche zona qualche pianoro paludoso è rimasto. L'albero tipico nostro di queste situazioni è l'ontano nero, che vedremo che c'è qua e là. E tipico del cipresso calvo è una conifera che perde le foglie. E la sua caratteristica più saliente, diciamo così, sono i pneumatofori, che sono quelle escrescenze, queste colonnette che spuntano dal terreno e che praticamente sono delle prese d'aria per portare aria alle radici della pianta che vive in un ambiente asfittico. Non ha dei meccanismi, cioè ha questo meccanismo per risolvere il suo problema di aerazione delle radici, no? E questi sono vivi, poi chiaramente... No, poi ce ne sono di varie dimensioni, è pieno, no? Questi sono grandi, sono evidenti, li ha messi lì apposta per farsi vedere.